I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Salve a tutti, siamo ancora qui a parlare di banche, ma penso che sarà un argomento che affronteremo per lungo tempo, non soltanto sperando poi magari di cambiare, che non ci siano banche in crisi come questa, ma i problemi della gestione della finanza oggi sono abbastanza consistenti, per cui penso che questi primi appuntamenti poi nel tempo li cadenzeremo per parlare di come approcciare le banche, i conti correnti, l'acquisto di titoli, gli investimenti, perché penso che un po' di cultura finanziaria non farebbe male. Poi alla base di tutto questo crack c'è che qualcuno più furbetto ha sfruttato l'ignoranza degli altri, sostanzialmente. Poi ogni truffa si basa su questo principio. C'è qualcuno che sa come muovere parole e numeri e qualcun altro che invece è costretto a credere ad altri. Allora, oggi è 28 di settembre, sono contento di avere come ospiti 3 rappresentanti delle associazioni Uniti per il Fondo, perché oggi, sempre stando alle parole, perché io dico sempre prima, ci sono alcuni di voi che sono entusiasti, io, come ho scritto anche stanotte, prendo atto di un passo avanti, ma è sempre un atto a parole, perché ancora non ci sono documenti, quindi non perché non ci fidiamo dei politici, ma fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, diceva mio nonno. Allora, sono a dichiarazioni. Prendiamo per buone le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che dice che la legge 205 verrà dotata di 1,5 miliardi circa di risorse da aggiungere alle risorse minime già esistenti. Non ha spiegato le modalità, ma comunque è importante che abbia detto e l'ha identificata questa cifra con l'importo oggi disponibile presso il MEF dei conti correnti dormienti. Parentesi, conti correnti dormienti sono quei conti che qualcuno ha lasciato fermi per 10 anni, vengono incamerati dallo Stato se dopo altri 10 anni, semplifico, nessuno li va a reclamare. Quindi dopo 20 anni di non uso, questi soldi vanno nella disponibilità del Ministero dell'Economia e Finanza in base alla legge 266 del 23 dicembre 2005 che destinava inizialmente questi fondi esclusivamente a ristorare chi avesse subito reati finanziari. Poi aggiunse in una certa fase i bond argentini, che però sono un capitolo chiuso, e poi può essere utilizzata per situazioni un po' anomale, straordinarie per la ricerca scientifica e per la social card. Questo a onor del vero. Però diciamo, i conti dormienti sono questi. Ai conti dormienti a cui fa riferimento esplicito la 205 vanno aggiunti tutti gli altri fondi dormienti che hanno a che fare con titoli finanziari. Mi spiego meglio: le polizze dormienti. Chi avesse sottoscritto polizze, avesse da incassare premi che non ha incassato, anche questi qui con lo stesso sistema, 10 anni più 10 anni vanno nella disponibilità dello Stato e automaticamente sono destinati a essere utilizzati per i reati, chiamiamoli reati finanziari, tanto per capirci. E così questo vale per i libretti postali, per tutti i titoli a cui fa riferimento la 266 del 2005. Alla 266 attinge la 205, inizialmente aveva attinto per 100 milioni in 4 anni, lasciando immutato tutto l'impianto della 205, quindi l'apertura, i no paletti, la destinazione a privati, il non avere dei limiti di importi da liquidare, in riferenza a dei lodi che farà. Lì si indica l'ANAC, ma poi vedremo esattamente in dettaglio chi lo sarà. Fermo questo impianto che è stato approvato con la legge 205 e che verrà esplicitato dal decreto che abbiamo presentato il 20 agosto e che magari con delle modifiche a questo punto migliorative, perché includeranno queste promesse, perché lì diventerà
carta scritta, non carta, che verba volant scripta manent, nel momento in cui verrà emanato quel decreto, la 205 con le nuove risorse diventerà completamente operativa e vi terremo informati su come. Però questo che è assodato, mi ripeto, la 205 sta piano piano accelerando dopo una frenata enorme legata a fatti che i soci dovrebbero ben conoscere e dovrebbero chiamare a rispondere chi oggi dà come successo proprio questa svolta, ma io direi che è un successo dei soci risparmiatori soprattutto. L'ultima informazione a cappello, perché così inquadriamo un po', ho fatto delle verifiche, quindi prendete un po' con beneficio di inventario quello che pensavo stanotte quando ho ascoltato su Linea Notte la dichiarazione di Maio che diceva 1,5 miliardi dai fondi dormienti e poi incrementeremo mano a mano che negli anni saranno disponibili altri fondi. Se andate su Vicenza Più, grazie anche alla collaborazione di Enzo De Biasi, abbiamo pubblicato un articolo suo e l'abbiamo poi approfondito utilizzando i suoi dati. De Biasi collabora anche con Cotacons, esattamente, è un funzionario della Regione Veneto, ma ha tirato fuori dei numeri che non da un documento inventato né dai libri tesori, ma da un cassetto. Ha prelevato dal conto riassuntivo del Tesoro, l'abbiamo noi disponibile sul nostro sito, e indicava in quale voce fossero indicati l'entità dei fondi dormienti. Allora, tanto per essere pignoli, e poi andiamo alle domande, ma così almeno chi ascolta sa che stiamo parlando, non stiamo inventando i numeri 500, 600, quindi Di Maio parla di 1 miliardo 540 milioni, qualcosa del genere, ma ha fatto un piccolo errore, ma poi non fa niente, poi spiego anche perché, attingendo ai fondi dormienti. I fondi dormienti, come ha scritto De Biasi e come abbiamo ripreso noi ad agosto 2018, ammontano da questo documento ufficiale del MEF, che si può scaricare anche dal sito del governo, quindi non è che si è inventato un avvocato o un'associazione, bastava andarselo a cercare con la buona volontà e un po' di competenza, riconosciamo questa cosa qua. Allora, i fondi dormienti, i conti correnti dormienti, perché ancora dicevo andrebbero conteggiati anche i fondi assicurativi e così via, lì ancora non c'è l'importo, e qui magari le associazioni si potranno muovere per chiedere che da legge ogni anno vengano comunicati questi importi e vengono versati nelle casse dello Stato, perché è chiaro che fa comodo tenersi di questi soldi, però soltanto i conti correnti dormienti, quindi una parte del tutto, ammontavano al 31 dicembre 2016, oggi pubblicheremo questa tabella, a 1 miliardo 398 milioni 607 mila. A questo importo al 31/12, quindi soldi non più reclamabili da nessuno, quindi erano passati 10 più 10 anni, quindi riguardavano il 2006 in pratica, quelli che erano stati acquisiti nel 2006, passati 10 anni, 2016, sono soldi dello Stato. Si sono aggiunti, durante il 2017, quindi fondi conti correnti del 2007, altri 209 milioni 750 mila 256. A questi importi che si sommano, tabella N della voce conto riassuntivo del Tesoro 2017, sono stati tolti 34 milioni 152 mila e spiccioli, dati dalla MEF alla Consap. La Consap è una entità del MEF che ha come ruolo quello di distribuire il denaro a chi ne avesse diritto. Lo Stato ha dato 34 milioni a Consap, Consap ne ha distribuiti, ne ha restituiti 33 milioni circa ai reclamanti diritto, 1 milione sono le spese di gestione e così via. Per cui al 31/12/2017 il saldo era 1 miliardo 574 milioni 205 mila 439 e 98 centesimi, così chi in mente i numeri è servito. Forse Di Maio o i giornalisti che hanno raccolto sulle dichiarazioni ha fatto una piccola confusione, ma ci stava benissimo, ha defalcato i 34 milioni da questo importo, probabilmente quella piccola confusione che questo importo è al 31/12/2017, i 34 milioni spesi sono già stati defalcati, però e lui ha tirato via 34 milioni, ma comunque questo è solo un errore di stumpa, diremmo noi giornalisti. Ecco. Ogni anno questi fondi si incrementano, nel 2017 questo è un'ipotesi, poi non può essere uguale perché non è legato era 209 milioni, quindi è pensabile che 100-200 milioni si vadano ad aggiungere ogni anno a questa voce. Lungo cappello, aggiungo una cosa importante, dicevo, l'ho verificato, era un mio primo convincimento,
l'ho verificato con alcuni esperti, però lo dico, ma ci mette ancora un punto interrogativo per estrema pignoleria. Questo 1,5 miliardi, diciamo così per semplicità, se fosse, come ci auguriamo, speso tutto il prossimo anno per andare a ristorare, perché rimane, la legge 205 parla di ristoro, e che poi ci rischia un rimborso e qualcuno si appropri di questi successi verbali, rimborso, e la legge è ristoro. Se poi uno chiama rimborso, restituzione, dono, indennizzo, va bene, però la legge non è cambiata, questa è la cosa, potrebbe cambiare, la legge non è cambiata, è la 205. Sono un po' pignolo perché c'è chi sta vantando oggi risultati che non ha conseguito, anzi contro i quali ha combattuto. Io posso dire, sono giornalista, coordinamento di Don Enrico Torta e noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, più tutti gli accoliti che hanno intorno. Dicevo, questa voce, siccome è disponibile, è fisicamente disponibile, sta nei cassetti una frase che ha usato l'avvocato Conte altre volte, sta nel cassetto del Ministero, non va cercata, sta lì. Attenzione, non va a toccare, avete ascoltato le voci, dobbiamo ottenere dall'Europa, stabiliamo che il rapporto deficit-PIL salga al 2,4% perché dobbiamo finanziare altre leggi. Questa è la voce, questo 1,5 miliardi, se venisse speso in un giorno, non andrebbe a influire per un centesimo sul deficit dello Stato, perché è un importo già messo, già lì accantonato e spesato, anche se non incassato dai singoli aventi diritto, ma è già spesato, quindi uso un termine un po' non tecnico, quindi non va a incrementare neanche quello che è il deficit dello Stato, quindi è una elargizione dovuta a costo zero, non va a toccare nessun parametro, quindi nessuno ha detto che incide, però questo 1,5 miliardi non toglie nulla a nessuno e non tocca neanche il deficit dello Stato, quindi non tocca neanche ho detto lasciamoci un punto interrogativo, sono certo al 99%, ma siccome non sono esperto di contabilità dello Stato vorrei avere qualche conferma, ma quelle che già ho avute sono abbastanza convincenti. Scusatemi questa lunga premessa, ma è importante. Patrizio Miatello, lei nel 2017, Patrizio Miatello è zio terzo da Onara, ex Don Torta, lui, tutti a volte si pentono, no? Con molti è una battuta, ma devo farla perché siamo minacciati, siamo minacciati continuamente. Abbiamo raccontato la storia, sappiamo che chi ha costituito quel coordinamento è stato essenzialmente lei con altri, questo va bene. Però non voglio, era una battuta, perché quando uno viene minacciato perché informa le persone, lì me la prendo moltissimo e lì sono vendicativo, no perché ho avuto termine, divento ancora più pignolo. Allora, nel 2017 Di Maio ha detto: ci siamo accorti che c'è questo fondo e questo importo, aiutiamo Di Maio perché la cifra dell'importo è venuta fuori da un'interrogazione parlamentare, se non sbaglio, mi correggete se sbaglio, fatta da un esponente dei 5 Stelle. Daniele Pesco. Ecco, ci può raccontare un pochettino allora, quando diciamo grazie rapidamente, che sto lungo io. No, grazie al professor Bettiol e a Mazzon, quando c'è stato il decreto 99 che praticamente ha sepolto ogni speranza di diritto per i risparmiatori, che ricordiamoci erano tacciati di azionisti, quindi non avevano nessun tipo di diritto, e praticamente è venuto fuori l'unica possibilità era quella di studiare un fondo vittime. L'idea è stata del professor Bettiol, però bisognava trovare le risorse, perché risorse pubbliche sicuramente non potevano essere utilizzate. Io personalmente sapevo di questa problematica dei conti dormienti, perché per esperienza mia personale, al che siamo andati a verificare, ho verificato e c'era questo conteggio nel bilancio, nel conto 3382, quindi non è una cosa di oggi, i conti dormienti sono da anni che sono dormienti. Ebbene, è partito il progetto, Bettiol ha strutturato questa legge, abbiamo fatto il giro dei parlamentari, il 12 luglio 2017 a Daniele Pesco io ho detto: guardate, questa è un deputato o un senatore? Era onorevole all'epoca. Sì. Daniele, fra l'altro l'ho conosciuto proprio con Ignazio Conte, col fratello di Franco Conte,
E ho detto, cioè noi dobbiamo fare in maniera di istituire questo fondo. E cosa ha fatto Pesco? Pesco si è preso nota attentamente di questo e dopodiché ha fatto un'interrogazione parlamentare, e questa interrogazione parlamentare praticamente il risultato è stato a conoscere cosa c'era nel cassetto, sì, sostanzialmente, no? Esatto, quindi quello che noi sappiamo oggi si sapeva a settembre del 2017. Perfetto, quindi questo mi conferma questa quindi onore a Pesco che ha seguito questa strada, e poi ha onore a chi poi dopo è andato a ripescarsi questi che dati. Ora è senatore e presidente della Commissione Bilancio. È importante dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Magari, certo. No? E non appropriarsene. Ecco, la legge la 266 del 2005 è diventata attiva con un decreto legge che leggo qui, quindi qui ho due avvocati che mi possono correggere, con il decreto legge numero 5 2009. Ecco, ci ha impiegato un po' di anni ad essere attuata questa legge, quindi attenzione al decreto attuativo della 205, perché approvato nel 2005, il decreto attuativo è arrivato al 2009, perché si tolgono soldi a qualcuno, no? Immagino, non so, e l'articolo a cui fa riferimento questo accumulo di denaro che non è delle banche, non è delle assicurazioni, e non è più di nessuno, perché nessuno l'ha più reclamato, quindi è nella disponibilità dello Stato per fare quello che ha deciso di farci, è l'articolo 7 quinques. Quindi non mi sembra che, sono molto polemico perché mi piace essere, perché sono parzialmente soddisfatti di quello che sta succedendo, parzialmente poi vedrò perché parzialmente, perché chi oggi vi dicesse che ha ottenuto un successo che non è merito suo, piacerebbe che avesse supportato questa sua affermazione con questi dati, questi numeri e questi articoli di legge che non so quanti conoscono e che so che molti non volevano conoscere. Sostanzialmente, ripeto, in questo importo ci sono soltanto i conti dormienti. È ignoto l'importo delle assicurazioni, anche se il presidente dell'ISVAP un paio di mesi fa, vado un po' a memoria, in una dichiarazione di illustrazione del bilancio di ISVAP per l'associazione IVAS. Non vorrei l'ISVAP è un ente di controllo delle assicurazioni, però comunque poi dovrebbe essere una buona abitudine non contraddirci fra di noi qui dentro. Comunque ci scommetto un caffè sull'ISVAP, poi IVAS. Comunque l'associazione delle compagnie di assicurazione ha detto che ci dovrebbero essere 900 milioni di euro di polizze dormienti, di cui stanno cercando i titolari. Ma allora sarebbe opportuno che lo Stato, che cerca sempre risorse, e magari servono queste risorse, perché penso che servano, impegnasse chi dovere a rendere noti i numeri esatti, perché se sono dormienti dopo 20 anni, sono dormienti dopo 10, dovrebbero andare nelle casse dello Stato, non rimanere in altre casse usate per altre speculazioni. Sarebbe opportuno, sarebbe legale, è illegale non farlo, che le varie assicurazioni dicessero: noi abbiamo tanto soldi che diamo allo Stato perché sono non dormienti, sono completamente addormentati, sono in coma profondo irreversibile. Ecco perché a volte da un coma profondo irreversibile nascono donazioni di organi che salvano le vite degli altri. Quindi mi piace un po'. Ecco, avvocato, quindi reclamate perché nelle casse delle assicurazioni ci sono perlomeno 900 milioni di euro che dichiara l'associazione delle assicurazioni, se non di più, ma non dovrebbero stare in quelle casse, dovrebbero stare nelle casse dello Stato. E poi andare magari ai soci delle banche popolari, magari a chi devono andare in rapporto a quello che legifera il politico italiano, il Parlamento italiano. Avvocato, questa dichiarazione di Di Maio, che noi abbracciamo idealmente, che comunque avrà avuto il consenso, immagino, visto la fase delicata per il DEF che ancora non c'è, no? Avrà avuto il consenso anche di tutta la maggioranza, quindi penso che anche la Lega sia d'accordo su questa strada che si sta percorrendo, tanto più che non tocca i deficit, non è. Ecco, lei da stasera si mette a letto a dormire tranquillo perché è tutto fatto, oppure farà ancora qualcosa? Beh, dobbiamo prendere... Avvocato Franco Conte di Codacons. Sì, ringrazio sempre l'ospitalità e il ruolo di questa voce che credo sia stata determinante. Il punto, a mio avviso, qualificante di questi ultimi anni, ma determinante della svolta, è stato proprio la pubblicazione, portare a conoscenza e commentare, mettere a disposizione
da parte del direttore Coviello il testo del decreto che giace, oramai da aprile sicuramente, sul tavolo del governo. Perché parto da questo? Perché quella presa di coscienza di quel testo ha dato conferma che le pressioni operate dalle Nazioni Unite per il fondo, cioè di procedere non al risarcimento dell'azzeramento delle azioni, che sarebbe vuol dire cercare di guadagnare su quotazioni fasulle, ma al risarcimento del danno subito, e quindi i soldi che ho messo mi devono essere restituiti, ovviamente rivalutati, ma i soldi che ho messo. Ecco, quel testo precisa che il danno va ristorato, risarcito al 100%, senza paletti. Avvocato, una cortesia, io ho detto, l'ho fatto una domanda che vorrei evitare. Allora, lei stasera è tranquillo? No, e quindi no, sono tranquillo perché finalmente questo testo di decreto aveva un dettaglio non di poco conto, aveva benzina solo per 100 milioni. Indicava il distributore, ma non aveva ancora dato i passi per attingere. Le dichiarazioni di Di Maio confermano che il distributore è lì e noi possiamo attingere per 1,5 miliardi. Allora, sono tranquillo quindi che finalmente l'impianto della legge, alimentato da adeguate risorse, potrà consentire di risarcire tutti. Però il punto delicato, ecco perché ho forse deviato rispetto alla sua domanda, ma ma era per questo. Perché ecco, io non dormo, da questa sera ho blindato per il successo. È una grande vittoria di chi per esempio ha respinto le aperture, tanto per fare un nome di Don Torta che parlava, ci può bastare anche una percentuale. Sì, no, ma vi spiego, sono tranquillo perché l'idea di portare a casa quello ci tranquillizza, ma siamo mobilitati per che cosa? Perché venga pubblicato immediatamente il decreto, perché se non c'è il decreto noi avremo 1,5 miliardi destinato a noi, ma se manca la procedura per portare a casa i soldi rimane un'affermazione su Marte. Quindi noi siamo lieti della decisione che conferma gli obiettivi, ma siamo mobilitati per avere immediatamente un decreto. Infatti faremo per questo, stiamo scrivendo al primo ministro Conte una lettera di dire, ministro, pubblica il decreto. Grazie. Allora, so che lei è molto più sintetico di me e anche un po' più sintetico degli altri due. Le ripeto la domanda, è chiara la risposta, vorrei che fosse netta. L'affermazione di Di Maio è legge o va scritta da qualche parte? Va scritta da qualche parte. Allora, in quel decreto va scritta e va approvata. Sicuramente c'è entusiasmo da parte di tutti noi, perché le dichiarazioni di Di Maio danno, diciamo, riscontro e soddisfazione a quelle che sono state le nostre istanze avanzate in tutti questi mesi, confermando l'impianto della 205. Ma per come la vedo io bisogna vigilare e vigileremo, questo è pacifico, perché queste affermazioni, diciamo queste promesse, che siamo ancora alla fase delle promesse, diventano realtà, perché oramai abbiamo a che fare con passati governi che hanno sicuramente fatto un passo avanti, hanno fatto la 205, hanno promesso un regolamento di attuazione, l'hanno anche scritto, ma poi alla fine non è arrivato. Abbiamo a che fare con questo governo che praticamente è insediato da pochi mesi, però insomma è dall'inizio, il primo atto che ha fatto, ha detto ristoreremo i risparmiatori, però siamo ad oggi, ormai ad ottobre, fra un po', e ancora nessuno ha visto un soldo. Io penso che ai risparmiatori interessi intascare qualcosina, quindi richiamo che si fa qui alla concretezza. Questo io volevo chiarire, perché era chiaro il messaggio dell'avvocato Conte, io volevo, ripeto, voi siete avvocati, quindi siete persone abbastanza precise, ma un po' da arringhere in tribunale e supportare dati. Io sono un po', lui è un trascinapopolo imprenditore, io sono un po' trascinapopolo, ma mi piace tornare ingegnere in questi casi, voglio vedere scritto da che parte che si è applicato, che ricordavo prima, la legge 266, quella che istituiva i fondi dormienti, è stata approvata nel 2005 e il decreto attuativo ci ha messo 4 anni, perché è chiaro che tocchiamo i soldi e quando tocchiamo soldi, attenzione, è in campana. E un altro messaggio, ripeto, anch'io stanotte
stiamo parlando il 28 settembre, di chi lo dovesse vedere in un altro giorno, ero veramente stanco, confesso, perché comincia a pesare l'età. Ma quando ho ascoltato su dei mezzi televisivi credibili, quindi non il giornaletto di una chiesa, e non è una battuta con la chiesa tedesca, in questo caso mi è venuto casualmente, neanche il mio giornaletto, diciamo, così non offendo nessuno, ho detto no, devo trovare la forza per scriverlo subito e mettere i punti su lui. Quindi ho dato la notizia, stanotte verso l'1:30, e ci ho messo i dati, quei dati che De Biasi aveva già tirato fuori dai documenti e che io ho rielaborato e reso disponibile a chi volesse leggere su vicenzapiù.com. Allora, questa battaglia del DEF ha portato a questa affermazione di rispetto degli impegni presi con gli elettori, perché ricordiamo anche che l'attuazione di quella legge esplicitamente, che è chiamata come legge vigente, fa parte del contratto di programma, del contratto di governo che ha fatto nascere questo governo. Quindi Di Maio e Salvini di conseguenza, che vuol dire che quando si arriva al dunque vuol dire che la maggioranza è d'accordo, stanno attuando, al di là di quello che altri abbiano voluto dire, un passo del contratto di governo, che è scritto, l'articolo 5, mi faceva notare l'altra volta, non il 23 che era una bozza, ma le stesse parole, è contratto di governo. Utilizzare la legge vigente e utilizzare i fondi dormienti, quindi la legge 205 è quella, i fondi dormienti stanno prendendo la consistenza che hanno, senza entrare nel deficit torno, perché il DEF, che è questo documento di bilancio che andrà a rendere disponibili risorse per attuare le politiche che il governo di maggioranza, che la maggioranza ha promesso agli italiani, probabilmente troverà qualche difficoltà nel suo percorso nell'approvazione. Potrebbe essere approvato per così com'è, quindi consentire di avere un bel po' di miliardi in più da destinare ai punti cardinali delle promesse di Di Maio e Salvini, reddito di cittadinanza e flat tax, tanto per semplificare, ma l'eventuale sforamento o casomai la diminuzione del tetto del 2,4% non potrà toccare assolutamente questa dichiarazione di principio di Di Maio, che ha detto 1,5 miliardi, cioè non tocca il deficit, l'ho aggiunto io, ma non perché sono io, ma perché non tocca il deficit. Quindi anche se fosse portato il rapporto deficit-PIL al 2,2 o al 2,6, quel 1,5 miliardi non tocca comunque, non tocca i conti dello Stato, tanto per essere chiari. Quindi se si trovassero difficoltà che ci potranno essere in termini di approvazione del DEF, sia per quella percentuale o sia per eventuali opposizioni dell'Europa, non può essere toccato questo importo, perché non va a toccare assolutamente le voci di bilancio, che sono soldi che una famiglia, lo Stato, ha messo da parte per destinarla a delle persone che sono i risparmiatori truffati. Quindi questo è, perciò dicevo, volevo essere quindi qualunque cosa succeda al DEF, ci auguriamo che vada per il bene migliore del paese, non può toccare questa voce qui, che non è deficit. Questo è importante. È importantissimo. Avvocato Conte, adesso faccio parlare prima lei. Adesso, dopo questa trasmissione, dopo queste notizie che ci sono, non soltanto noi, finalmente siamo mossi un po' i giornali, no? Perché non si parlava mai di questo decreto, finalmente compare anche questo importo. Detto che è storico, e ve ne do atto, che è la prima volta sostanzialmente che viene riconosciuto il principio che se un risparmiatore mette dei soldi in un posto perché pensava che fosse il posto giusto, ma poi si scopre che le informazioni che lo definivano giusto erano false, deve essere rimborsato. Io penso che forse ancora non ci sia resi conto dell'importanza di questa legge, che va a stabilire un principio etico contro la colpevolizzazione indiscriminata, che dice se qualcuno è truffato, comunque è truffato e va rimborsato. Quindi poi in questo caso non c'è neanche sacrificio dalle banche, perché sono soldi che detenevano in cassa senza averne diritto, perché erano gli altri risparmiatori che li hanno dimenticati in cassa. Magari in futuro, se anche le banche dovessero contribuire ai pasticci che combinano, non sarebbe male, ma accontentiamoci di questo, perché è passato il principio. L'ho sempre detto, c'è una condanna etica da parte della legge 205 di chi ha truffato i risparmiatori, che siano i dirigenti delle banche, che sia Consob, che sia Banca d'Italia, che sia la BCE, o tutti insieme, cosa più probabile, ed è stabilito che sono stati truffati e quindi vanno rimborsati. Queste ristorati, ecco. Ma se Armani vuol chiamarlo rimborso, chiami pure il rimborso, purché non accenda. Ecco,
faccio 2 domande, le faccio subito entrambe, però vi dico così dopo ognuno si regola il tempo. Una è, arriveranno adesso, immagino, richieste: che devo fare per avere i soldi? È umano, no? Quindi chiarite quello che dovete chiarire. Seconda, e facciamo un discorso un po' più qualitativo dopo, l'influenza sul pensiero libero delle persone di informazioni, poi vi esplicito meglio, di informazioni che oggi si reperiscono su tutte le fonti, anche le meno controllate. E poi vi spiegherò un po' meglio cosa voglio dire, perché vi farò 2 o 3 esempi che riguardano anche le prime reazioni a questa approvazione, che fanno capire quando i social o certi siti siano un grosso passo avanti per informare, ma poi siano anche un grosso passo indietro, perché c'è un'informazione che per pigrizia di chi legge, perché in molti casi è pigrizia di chi legge, non è colpa di chi scrive, in certi casi ci sono le fake news, ma per pigrizia di chi legge vengono interpretate ad arte o non ad arte in maniera sbagliata. Allora, Avvocato Conte, da domani mi arriveranno sulla mail di Vicenza Più, fondo soci banche vendite @vicenzapiù.com, o qualunque mail di qualunque associazione, di qualunque avvocato, poi torneremo sulla spiegazione di avvocati e così via, arrivare, va bene, che devo fare per prendere i miei soldi? Cosa bisogna fare? Io gli dirò: vieni a firmare la lettera a Conte che pubblichi il decreto, perché quando c'è il decreto, Conte è il primo ministro, non Giuseppe, non Franco, non vorrei che fosse, non a me, che ci fosse conflitto di interessi. No, non sono come il direttore Greello che scrive una lettera a se stesso, no, io... È stata più letta. Non metto in dubbio, è simpatica, è simpatica. No, la prima cosa che dico: scriviamo, e per quello stiamo organizzando una forte campagna, al primo ministro che pubblica il decreto, perché fino a quando non pubblica il decreto posso anche stanziare 100 miliardi per i risparmiatori, manca il meccanismo per attingere. Siccome il decreto da pubblicare lo conosciamo, grazie, e non dipende dal DEF, e non dipende dal DEF, non dipende da nulla, è sul tavolo già con tutti i timbri pronti, basta la firma. Se viene pubblicato come nel testo che è pronto, noi allora avremo questo iter davanti a noi, una domanda al fondo istruita con pochissimi documenti, giusto i titoli che uno possiede e una relazione di come li ha comprati, dopodiché basterà, come spesso ci siamo detti tra di noi, allegare per tutti, non per singoli, gli estratti della commissione d'inchiesta che ha visto come si è trattato di una truffa di massa, di ambientale, e le circolari che inducevano i dirigenti e il front desk dei clienti a vendere le azioni, dissuadere a comprare le azioni della banca e a dissuadere dal venderla facendo prestiti drammatici per gli effetti, e quindi avremo una documentazione che competerà alle associazioni, ma è superfluo, ma insomma lo faremo, di dire: questo è l'inganno globale, da quale sono emerse informazioni non trasparenti, non corrette, non tempestive a tutela del risparmiatore. Quindi l'interessato, con la dichiarazione delle sue azioni, con la storia di 3 righe di come le ha comprate, il contratto che le ha comprate, avrà titolo ad avere il risarcimento che viene erogato a uno sportello a fianco al fondo, va e lo incassa al 100% del danno. Cioè fermiamoci alla risposta, sì. Lei ha questa tendenza, sì. Peggio di me. Allora, sostanzialmente, quando verrà approvato il decreto sarà chiaro cosa fare. Adesso, e sarà quello che lei sta anticipando, però io direi, vorrei non mettere il carro davanti ai buoi, perché parecchie volte abbiamo messo il carro e i buoi neanche sono rimasti in stalla completamente. È importante che ci sia questa dichiarazione di principio di Di Maio e quindi del governo. 1,5 miliardi incrementabili, perché ogni anno ci sono dei soldi in più, perché se non dovessero bastare probabilmente non basteranno, ma poi può darsi che la gente non chieda soldi indietro, ma questo è un altro discorso. Dopodiché bisogna che venga emanato questo decreto. Il termine di legge era il 30 marzo, questo è spostato al 30 di ottobre, quello è il 31 gennaio, ma questo entro il, non vuol dire che deve essere fatto il 31 al mezzanotte. Se, visto che il governo è questa volta d'accordo su tutto, perché magari stanno bisticciando, tra virgolette, su quanto dare per la flat tax e quanto dare per la reddito di cittadinanza e tutte le altre attività, legge Fornera e così via, siccome questo importo può essere usato soltanto per reati finanziari
e non incide, ripeto, al 99%, l'1% me lo conservo quasi per correttezza, non incide sul bilancio, è a costo zero, non tocca il deficit, non c'è motivo che venga ulteriormente ritardato. Se c'è qualche passaggio del decreto che richiede miglioramenti, lo faccia il governo, abbiamo anche un Presidente del Consiglio che è un esiguo avvocato di diritto civile, quindi penso che abbia tutti gli strumenti e le competenze per. Però oggi mandate pure le mail, però oggi la mail più importante sarebbe quella da inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, come abbiamo detto noi, per dire: caro Presidente, state rispettando i vostri programmi, bravi, io aggiungerei anche un bravo, non ho votato 5 Stelle, non ho votato Lega, direi bravi, grazie anche onestamente al lavoro fatto dal precedente governo con l'assenso della precedente opposizione, però bravi, stanno concludendo un percorso, bravi, faccia presto Presidente, perché i giorni passati sono già più di quelli passati per ripartire col ponte, perché i giorni passati per il crollo del ponte finanziario sulle teste di centinaia di miliardi di soci datano qualche anno fa. Quindi massimo rispetto per i poveri morti di Genova e dell'enorme danno, ma massimo rispetto anche per chi ha visto crollarsi singolarmente addosso un ponte che ha colpito centinaia di migliaia di famiglie e anche l'economia, perché questo sarebbe, siccome si vuole far ripartire col DEF nuovo, si vorrebbe far ripartire l'economia sulla base di una maggior distribuzione di denaro alla popolazione, quindi alla gente e alle aziende, flat tax e così via, col principio: se do più soldi in giro questi verranno spesi, di conseguenza creeranno lavoro, creeranno richieste e quindi lavoro. Abbracciamo questa ipotesi keynesiana e diciamo anche il denaro che venisse dato indietro a chi lo ha dato incautamente, non perché fosse incauto lui, perché erano truffaldine le banche tornino sul mercato, perché questo denaro può essere utilizzato e verrà utilizzato non soltanto per avere un po' di risparmi per gli ultimi anni della vita, ma speso in beni, in servizi, e quindi contribuirebbe a questo volano che indubbiamente questo governo vuole ricreare, non tagliando, non con manovre frenanti, ma con manovre espansive. Qui sarebbe anche nella logica di questo governo. Allora, scrivete al Presidente del Consiglio dei Ministri, scrivete a Di Maio, scrivete a Salvini, ma scrivete a uno, così perlomeno ci sentite uno, così sarà contento potrà aumentare i like anche sul suo profilo Facebook, che sto vedendo che sta crescendo, sta a 700.000 like, quindi è in lotta. Il nostro Presidente? A 700.000, lo invitiamo a darsi da fare, perché gli altri sono partiti prima, però Di Maio ne ha 2 milioni e 1 e Salvini ha 3 milioni e passa, quindi il Presidente lo impegniamo a... Ecco, promettetegli un like se si applica a firmare questo decreto, che è suo, è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Scherziamo anche un po' in modo ecco. Avvocato Cavallari, Aduspef, non l'avevo presentata ma ci sono scritte di sotto, poi la conosceranno. Voi rappresentate non soltanto le vostre associazioni, ma rappresentate un gruppo abbastanza consistente di associazioni e così via. Sarebbe il caso di dire una cosa, mi rendo conto che lei è avvocato, quindi forse non so quando potrà rispondere a questa mia domanda. Quindi lei è iscritto all'ordine degli avvocati, immagino. Sì, certo. Potrebbe essere un avvocato che non esercita, no? Potrebbe essere laureato in legge ma è avvocato, no? Come me. Esatto, quindi dicevo, non è un caso. Io sono ingegnere. Io sono avvocato in cassa integrazione. Io ho fatto l'esame di Stato per l'abilitazione, sono ingegnere, però per principio all'epoca non mi iscrissi all'ordine, perché così noi nel 68 eravamo tutti incazzati e così via. Però non dovevo progettare ponti, quindi non mi serviva la firma sui progetti. Ecco, ci sono tanti avvocati, ogni categoria ha ottime persone e qualche pecora nera. Sono tanti avvocati, poi noi, questa è una responsabilità che mi prenderò io, facendo dei nomi e cognomi, che hanno seguito altre strade che magari potevano avere un senso inizialmente, per esempio quella delle costituzioni di parte civile, no? Che però hanno comportato
le obiezioni già le ho fatte, secondo me sono inconcludenti, da quello che mi so, perché non portano a nulla se non fra qualche secolo, e anche fra qualche secolo, nel caso in cui le banche e gli imputati fossero condannati, a quel punto ci si potrebbe rivolgere, come lei ha specificato, dopo una sentenza in un altro incontro, dopo la sentenza di primo grado, che ci sarà tecnicamente Fragni, quindi senza fare diatrologie, e se la sentenza fosse di condanna e il giudice desse una provvisionale, ognuno di coloro che hanno fatto una costituzione di parte civile potranno attivarsi per chiedere legalmente, quindi con un altro procedimento civile a quel punto, di rientrare di soldi. Questi soldi andrebbero chiesti agli imputati condannati o alle banche in liquidazione. Gli imputati non penso che saranno ricchi all'epoca, già non lo sono più adesso, sorridiamo così, stendiamo un velo pietoso, un velo, perché pietoso forse non lo merito in questo caso, se verranno riconosciuti colpevoli legalmente, eticamente, penso che ognuno già abbia le sue considerazioni. E la banca, l'altro interlocutore della banca in liquidazione, tutti i soldi che incasserà fino a un certo importo dovrà darli prima allo Stato e poi dovrà occuparsi di altri eventuali. Quindi era stata un po', comunque diciamo, sono state percorse tante strade. Chi ha fatto la CF, 83 persone verranno liquidate e sono i primi che verranno liquidati. Per loro chi ha fatto la CF ha avuto un senso. Il Consiglio di parte civile secondo me sono inutili, ci sono altri passaggi, non eticamente, parlo di portare i soldi. Lei farebbe un appello, è complicato, io lo farei però al mio ordine dei giornalisti, all'ordine di avvocati, dicendo: signori, mettetevi una mano sulla coscienza, perché tanti avvocati hanno instaurato procedimenti legali facendosi pagare dai soci, sapendo benissimo quando erano instaurati che non portavano da nessuna parte, o supponiamo che fossero in perfetta buona fede, instaurando dei procedimenti che oggi non troveranno più lo sbocco, perché questi soldi, se arriveranno, come mi auguro, arriveranno per il lavoro fatto da alcune associazioni e non certo per il lavoro degli avvocati. Si può trovare un modo per dire, non dico restituire i soldi per il lavoro già fatto, non vado a discutere, no? Ma frenare questo sciacallaggio di alcuni, ripeto, non di tutta la categoria, a carico di gente che è stata già sciacallata, perché sono molte, sono decine di migliaia di soci di queste banche che hanno conferito mandati ad alcuni avvocati un pochettino meno coscienziosi, che hanno fatto le consulenze di parte civile, che contrattualmente hanno diritto ad avere percentuali di quello che i soci recupereranno, anche se il recupero non sembra attinente alla loro specifica attività. Mi rendo conto che è una domanda che la mette in grande difficoltà, però un parere. Allora, compito, io sono qui come rappresentante dell'associazione dei consumatori. Compito di un'associazione dei consumatori non è certamente quello di fare lezioni di deontologia ai colleghi, no? Compito dell'associazione dei consumatori è quello di indirizzare verso, diciamo, il risultato più probabile o ottenibile i risparmiatori. Altra cosa invece praticamente sono i compiti diciamo, dell'ordine degli avvocati e dei consigli distrettuali di disciplina, che hanno una funzione di indirizzo anche a livello deontologico. Ecco. Allora io voglio immaginare che tutti i miei colleghi che si sono costituiti parte civile o che hanno indirizzato i risparmiatori verso determinate strade abbiano preventivamente avvisato, credo, per dovere professionale, quelle che potevano essere le vie di sbocco di una cosa, di un percorso di un certo tipo. Perché c'è un codice deontologico da rispettare e su quello nessuno discute. Diamo un richiamo alla propria coscienza, perché poi i singoli comportamenti ovviamente vanno sempre valutati con estrema attenzione, perché si dice molte volte si costruiscono anche, diciamo, campagne denigratorie addirittura certo, a carico dell'intera categoria. Esatto, come ho detto, allora, in ogni categoria c'è qualche pecora nera. Bisogna fare molta attenzione, perché anch'io seguo, diciamo, molto spesso seguo le varie chat e vedo cosa si dice e cosa si pensa delle categorie delegate. Quindi, più che un richiamo generale, generalizzato o generico, qui semplicemente richiamo al rispetto delle norme di deontologia professionale, che però voglio immaginare ciascuno dei colleghi, diciamo, che ha preso parte alla costituzione di parte civile o ha indirizzato verso la CF, oppure altre strade. Io voglio immaginare e credere
che abbiano correttamente e seriamente interpretato, e ha peccato praticamente nei rapporti con i risparmiatori. Chiaramente, se questo poi nel dettaglio o nel particolare non dovesse essere accaduto, ma questo certamente non è un compito di un rappresentante di un'associazione dei consumatori, è compito, ripeto, dell'ordine degli avvocati. È corretto quello che dice, ed è corretto, cioè quando tu lo mettevi in difficoltà, perché non siamo qui noi giudici di nessuno, tantomeno siamo giudici di avvocati, perché non conosciamo le singole situazioni, però conosciamo alcune abnormità. Sono avvocati che hanno fatto 7.000, 8.000 costituzioni di parte civile, con tutti gli importi. Allora dico, noi faremo un appello, poi lei vedrà se, dico lei, gli avvocati, le associazioni, se sottoscriverlo o meno. Dire, è giusto che un professionista che ha fatto del lavoro venga retribuito per il lavoro che ha fatto. Io quindi non starei neanche a dire chi è stato pagato per fare una costituzione inutile non deve dargli i soldi, perché quando l'ha fatta, partiamo dal suo principio, l'ha fatta in perfetta buona fede e comunque informando il cliente, l'assistito, delle conseguenze possibili, positive. Ecco, io direi però, siccome molti accordi li ho visti tra avvocati e studi legali, in certi casi anche alcune associazioni, non le vostre, dico, alcune associazioni che hanno come presidenti avvocati che fanno gli avvocati soltanto in ambito privato, allora lì magari mi verrebbe qualche dubbio di conflitto di interessi, no? Magari la finanza dia uno sguardo, perché vorrei capire se le parcelle hanno incassato gli avvocati o se stanno incassando le associazioni. È un mare magnum in cui forse un messaggino alla Guardia di Finanza io mi permetto di darglielo, perché vorrei capire se questi soldi che sono parcelle, se l'hanno incassato gli studi professionali o l'hanno incassato le associazioni che hanno dei trattamenti fiscali di tipo diverso. Ma questo qui, ecco, torniamo a noi. Io farò un appello, per quanto poco possa valere, dicendo, in tutti quei casi in cui nel mandato all'avvocato, questo lo faccio a un rappresentante di associazione, così tocco lei dell'imbarazzo, però lei mi dà a leggere, se magari si sente giusto leggerla, poi magari sta facendo tornare. Allora, di dire, siccome in maggior parte di quei mandati, molti comprendono una parte di retribuzione percentuale rispetto all'importo che verrà incassato dai soldi, potrebbe essere il caso che almeno a questo percentuale rinuncino questi legali? Ma io penso che, come tutte le cose, se uno fa un lavoro ha diritto anche a essere pagato. Certo. Ecco, certo è che siccome la vicenda di queste banche è stata diciamo piena di colpi di scena, purtroppo chi ne ha pagato sono sempre i poveri risparmiatori. Allora, per carità, le strategie che ogni associazione ha preso, ognuno ha preso la sua, noi abbiamo preso la nostra, non abbiamo fatto fare le costituzioni perché ritenevamo inutili, ne abbiamo fatta una per la banca, con uno per essere dentro al procedimento, per avere accesso ai documenti. Quindi noi abbiamo fatto risparmiare tutti quei costi che ritenevamo in questo momento inutili. Ecco, chi invece credeva di far bene, sicuramente, ma non discuto, ho cambiato sicuramente io penso che da parte, diciamo, di questi studi legali che magari sono stati, diciamo, anche loro coinvolti da queste vicende, determinati mandati magari potrebbero dire quelli li azzeriamo, e adesso, siccome c'è il fondo, perché sarebbe brutto, sarebbe sconveniente che poi su questi mandati sì, la gente dovesse anche pagare una percentuale e magari su avvocati che hanno, non per un lavoro fatto, quindi, magari che hanno anche contrastato questo fondo, quindi però vabbè, adesso non si possono fare 1000 leggi, altrimenti sì, no, ma adesso io farò un appello, poi deciderete se ecco, lei vuole aggiungere cosa, avvocato? Che è un principio base della deontologia professionale, che è quello di competenze e specificità, nel senso che praticamente l'avvocato che si prende l'incarico di seguire il cliente, sia risparmiatore che sia risparmiatore, ovviamente per norma deontologica deve avere specifica competenza sulla materia, 1, e non si discute questo, 2, deve avere il tempo o la struttura in alternativa necessaria e sufficiente per seguire correttamente il risparmiatore. Questo è un principio di massima della deontologia.
Allora, se praticamente uno studio professionale sopporta un carico di lavoro di quel tipo, ovviamente io voglio credere e voglio immaginare, perché non posso metterlo in discussione, non posso metterlo in dubbio, che abbia la competenza specifica e abbia praticamente alle spalle una struttura capace ovviamente di assorbire diciamo in maniera specifica il proprio tempo, in modo da dedicarsi per ciascun risparmiatore, ciascun cliente, in modo sufficientemente idoneo. Questo è il principio di massima. E io questo non voglio né posso metterlo in discussione. Bisogna rispettare questo principio. Immagino che quindi tutti i colleghi che abbiano assunto degli incarichi, penso che abbiano rispettato alla lettera questo dettame. Non lo posso mettere in discussione. Se poi dopo un domani ripeto, ma non è compito dell'associazione dei consumatori, è compito dell'ordine degli avvocati, del consiglio statale di disciplina, dovessero emergere fatti che non rispondono. Ma diciamo così, ho capito, poi dopo passo però all'avvocato Conte su un altro argomento, così, visto che questo abbiamo cito a questo riguardo, e mi ha dato un ottimo spunto che è corretto, mi ha ricordato quello che ha detto in un'intervista fatta qui da noi il professor Renato Ellero. Ha detto che sarebbe compito dell'ordine, lui è stato docente, adesso in pensione, ma esercita ancora come studio, lui figlio, così è uno studio, è quello che segue le mie vicende, no? Perché io sono tra i più denunciati d'Italia, no? Da signori come Zonin, Regione e così via, soltanto perché racconto i fatti, no? Quindi se sbaglio devo essere punito, ma se continuando ad essere portato in tribunale perché racconto cose che sono scomode, ma in un paese normale non dovrebbe succedere. Comunque sia, in un paese normale non doveva esserci neanche la truffa delle banche, no? Allora dicevo, il professor Ellero qui dove sta lei adesso in pratica, o dove sta Conte, così non è geloso, e io dopo faccio la domanda qui dove sto io vicino a Patrizio, ha definito questi studi. Lui è un avvocato che ha difeso aziende enormi, dicendo che c'è questo principio deontologico, dovrebbe intervenire l'ordine su questi casi di assunzione di enormità di mandati, perché anche uno studio di certe dimensioni, siccome poi ogni caso non è totalmente identico a un altro, quindi andrebbe comunque studiato. Diverso è il decreto che dice fissiamo un recinto largo e chi entra in quel recinto ha dei diritti. Se si fa una causa, la causa è specifica per quei fatti, per quelle azioni, per quella data, per quel funzionario, e quindi ogni causa non c'è la class action, no? È specifica. E che qualche avvocato abbia più di un centinaio di clienti, l'ordine dovrebbe intervenire perché non può avere la capacità di seguire centinaia di clienti, e ha definito questi avvocati, cito virgolette in modo da non subirmi io, non perché non ho coraggio, li ha definiti farabutti. Lui da docente di diritto penale forse sapeva che quando diceva che i colleghi che avessero assunto più di centinaia di casi, che comunque se le dimensioni dello studio fossero state congrue potevano essere ancora gestibili, ma colleghi che avessero gestito migliaia di casi, lui li ha definiti testualmente sono dei farabutti, l'ordine dovrebbe intervenire. Allora, siccome io penso che non siano farabutti la maggior parte degli avvocati, mi auguro che capiscono le situazioni, che il lavoro fatto gli venga retribuito se è stato fatto, perché è stato fatto, ma che non vadano a chiedere ai soci che dovessero finalmente rientrare di quello che hanno versato percentuali su quello che abbiamo delle gabelle sulle gabelle, e non mi sembra proprio il massimo. Avvocato, ho visto che lei da quando frequenta me la sto costringendo a essere un po' più attrezzati in ambito internet, web e così via, no? Quindi l'ho fatto anche vedere che abbiamo tanti lettori sopra i 65 anni, la categoria di cui noi facciamo gloriosamente parte, giusto, no? Allora, le do due piccoli esempi. Facebook, sapete benissimo, è uno strumento di comunicazione notevole, o meglio, è uno strumento in cui le persone dovrebbero scambiarsi i loro sentimenti, i loro stati d'animo, quello che vogliono, le chiacchiere. Una volta c'era il cortile, a Vicenza c'era il filò, mi dicevano, no? Così via, no? Però ormai Facebook è diventata la piazza in cui qualcuno che scrive qualcosa è o totalmente apprezzato o totalmente odiato, perché c'è una verità unica, neanche fosse quella di un prete, e poi c'è una falsità unica anche quella. E vabbè, ognuno è libero di dire, però siccome su Facebook e anche su alcuni siti, per carità, però è più individuabile il sito, ma Facebook è la platea di tutti, di milioni, di miliardi di persone, no? Si esprimono pareri
io spesso, la gran parte delle volte su Facebook mi limito a postare i nostri articoli, che vuol dire che c'è un titolo e c'è da fare un click che gli interessa, però non deve andarsi a leggere l'articolo. Mi accorgo, perché ho gli strumenti di riscontro, con Google Analytics e così via, io ho fatto l'altro giorno, che aver visto un titolo non significa aver letto, perché ha visto passare. Se vedo un titolo, il titolo è comunque riassuntivo e generalmente serve ad attirare l'attenzione, non è detto che si dice qui c'è un topo nero che poi si parli proprio del topo dentro, magari è un esempio per attirare su qualcuno che assomiglia a un topo nero, no? Però per poter farsi idea uno dovrebbe perlomeno essere attirato da un titolo, non fermarsi al titolo e andare a leggere l'articolo, poi valutarlo positivo, negativo, criticato, ma leggendo quelli che si chiamano contenuti. Sono più noiosi perché sono tipicamente più o meno lunghi, più o meno corti, ma quelli. Io ho visto le prime reazioni stanotte a questa notizia proprio sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, quindi i lettori che poi dovrebbero essere un po' abituati, no? Ma vedo che spesso non lo sono perché giudicano dal titolo. Allora, le reazioni che ho visto ne do due, che sono uno di un utente che non conosco personalmente, che la nostra pagina possono accedere tutti gratuitamente finché non offendono. Ultimamente ho messo questo spartiacque, siccome contrasto massimo, critica massima, certo. Anche insulti all'intelligenza, ma non offendere sulla credibilità delle persone e sul lavoro. Quindi quando qualcuno si lamenta è una pagina libera che il gestore può decidere ti ci faccio entrare in questo gruppo o non ti ci faccio entrare, non è che paghi, quindi se poi insulti e sei superficiale ti tolgo, perché noi vorremmo, come giornale vorremmo che si discutesse. La reazione tipo è stata, cito uno che ama essere citato, Francesco Celotto, è uno che ama, cioè, l'abbiamo anche intervistato, è stato molto utile anche per ricostruire un po' la storia di Don Torta, però anche lui ha le sue, come me, no? Abbiamo tutte le nostre vanità, no? Che reagisce al titolo, non sono 15 miliardi, sono 1,5 miliardi. Questa è una battuta che spero che l'amico Celotto non me ne voglia, no? Dice, ma che è scritto? Allora, non si accorge, questo dico ai lettori, quando leggete un titolo, se leggete il numero 1,5 è 1,5, se poi nell'indirizzo tecnico il punto non c'è, sono quelle che chiamiamo URL noi, quello è un fatto il sistema che stabilisce l'indirizzo, allora, addirittura è andato al punto non di leggersi il titolo, di leggersi l'indirizzo, e siccome i punti vengono tolti 15 miliardi, ma tu hai letto il titolo, hai letto l'articolo, per dire, questo è un errore tecnico, no? Ma per dire, un esperto in questo campo, che è stato anche in un'associazione, che ha prima supportato Don Torta, poi dopo ne è uscito perché non è d'accordo, si ferma al titolo, ma neanche al titolo, all'indirizzo tecnico, e mi dice oh, è scritto 15 miliardi, ma ragazzo, dico, sei stanco stamattina, sei partito, uno. Un altro invece, questo lo cito in modo da dire, attenzione, leggete il titolo e il testo. Un altro, ma non è l'unico, che dice, le solite promesse, dove va a prendere i soldi? Allora, siccome in quell'articolo cito me perché in quello c'è scritto dove si vanno a prendere i soldi e dove stanno, non basta dire, siccome il titolo è Di Maio conferma 1,5 miliardi ai soci, bene, non ci crede Di Maio, benissimo, clicca, leggi, quello che si spiega lì dentro, se il giornalista è bravo spiega da dove arriva 1,5 miliardi, se il giornalista non è bravo non lo spiega e fatevi un'idea. Ecco, l'informazione anche in questo campo, i social, i like sui siti di alcune associazioni piuttosto che di altre, i proclami di pancia, quanto hanno pesato negativamente sulla soluzione del problema? Oggi ho letto titoli entusiasti di chi ha ostacolato la 205 fino a stanotte, poi a linea notte sono ridicoli. Abbiamo vinto. Sono ridicoli. È come io sono tifoso del Napoli, no? Sono ridicoli. Sì, è come io tifoso del Napoli, no? Segna un giocatore napoletano che gioca con Real Madrid contro la Juventus e dice abbiamo vinto perché il Real Madrid in cui c'è un napoletano ha vinto con la Juventus. No, abbiamo perso. Cioè, se noi abbiamo vinto vinciamo quando giocavo con la Juventus, no? Non so se mi sono spiegato. Prego, avvocato. Oggi le comiche. Allora, io voglio, quando si parla di soldi che arrivano, ecco. Allora lei oggi ha esordito dicendo che questi 1,5 miliardi è neutro rispetto al non incide nei conti dello Stato, ma ha esordito su una cosa molto importante, cioè l'impegno di Tria di stare a 1,6, l'Ernia di andare a 1,8, la grande vittoria di andare a 2,4.
non è interessato dal nostro 1,5 miliardi. Tant'è vero che noi abbiamo scritto proprio oggi, anzi se te la mando così tu la potrai, alla Margaret Vestager, che è la commissaria del settore, la quale il 28 febbraio... Non è la Gestapo, no, la commissaria. È la commissaria, molto rigorosa, eccetera. Per qualche verso consideriamo molto colpevole di quello che è successo per la sua rigidità. Il 28 febbraio del 2017 diceva esattamente questo. Quando un risparmiatore è stato ingannato può essere risarcito, non è aiuto di Stato, e ha dichiarato perché la fiducia nel mercato, cioè la fiducia del rapporto del risparmiatore nel mercato, è un bene così prezioso che noi non possiamo permetterci il lusso di sprecarlo, di demolirlo. Quindi, benché rigorosa, benché... Ti ricordo questa frase, l'abbiamo citata anche noi. Ecco, e quindi noi abbiamo detto, citando quella frase, prenda atto di questo e per cortesia dica al suo capo Milosevic, agli altri commissari, eccetera, di non romperci l'anima con la querella dello sforamento, perché questo non c'entra. Questo l'abbiamo fatto a doppio fine, sia per confortare questo governo nella giustezza della posizione, sia per dire all'Europa di tenercene fuori. Quindi il suo intervento è perfetto. Io mi sono dilungato molto. E mi ha fatto bene, io chiarisco. Ma spero sia stato utile. Questo è anche utile perché, per esempio, siccome noi abbiamo contatto con la gente, abbiamo ricevuto più mail dicendo, ma avvocato, dice, benché sappia la disperazione di molti risparmiatori, qualcuno dice, ma sai, dice avvocato, dice, ma adesso c'è la gente disoccupata, stanno togliendo sanità, c'è il ponte di Genova, ci sono questioni, perché siamo generosi noi veneti, ci dicono, avvocato, ma c'è cose più urgenti delle nostre, quindi queste risorse forse andrebbero meglio che andassero da quella parte dove c'è un'emergenza. Ecco, non possono andare. Ecco, bravo. Cioè noi stiamo dicendo, potremmo anche pensare che sia utile per una solidarietà nazionale, ma quei soldi, per quello io non è che faccio questo grande applauso, hanno fatto quello che dovevano fare, cioè erano destinati per i risparmiatori e non sono, come bene ha fatto a sottolineare, elemento della instabilità monetaria, eccetera, perché non appartengono alla contabilità del 2,4. Quindi ai nostri sensibili risparmiatori, state tranquilli, i soldi che prendete voi non sono portati via dal ponte di Genova, i soldi che prendete voi non sono portati via dal reddito di cittadinanza, i soldi che prendete voi sono il frutto di gente che ha risparmiato per motivi, ha perso in guerra, è morto in guerra, disperso in Vietnam, hanno perso padrone e anziché fare grasse le banche risarciscono i risparmiatori, tutto qua. Ecco, io aggiungo questa cosa, questo fondo qui, anche questo fu una sconquista perché quando fu approvato nel 2005 fu una prima conquista. Non a caso ci hanno messo 4 anni per fare il decreto attuativo perché andava contro il sistema, chiamiamo il sistema ingrassava le banche, che non vuole ingrassare. Ma oltre a ingrassarle stabiliva un principio, se tu truffi devi pagare, questo è il discorso sostanziale. Ecco, questo fondo deve esistere, è opportuno che rimanga, anche una volta risolta il problema delle banche venete e delle 4 banche risolte, ovviamente Milena Zaggia da Ferrara mi telefona, si incavola che... Ma loro sono compresi. Sì, ma sono compresi in questo... E siccome questo fondo ogni anno si alimenta, può servire per gestire altre crisi perché, perché non è finita qua. Sono esplose alcune crisi. Non confondiamo, ma poi non apro parentesi perché voglio far chiudere a Patrizio Miatello, non confondiamo la Monte dei Paschi di Siena perché ci sono alcune banche che hanno avuto crisi, anche queste riprovevoli, anche queste costate ai soci, ma qui ha giocato troppo la politica in senso lato, la polemica, se la banca è di sinistra è cattiva o è buona e viceversa. Monte dei Paschi di Siena è una storia completamente diversa, ha avuto dei buchi enormi, però Monte dei Paschi di Siena, per la parte azioni parlo, era quotata in borsa, non era una cooperativa, non era una banca popolare, il socio poteva comprare e vendere, possiamo discutere su tanti particolari, che ci sono state anche lì delle forzature o dei reati, è chiaro, ma ecco, le banche popolari erano e sono quelle che sono rimaste delle banche cooperative che hanno, in cui la gente metteva i soldi come se fossero dei risparmi in cui li rendevano in sicurezza sostanzialmente.
Quindi non è questione di... quei soldi lì sono soldi di risparmiatori che li hanno dimenticati per qualunque motivo, e quindi è anche giusto eticamente che ripartano a risparmiatori che invece hanno prestato quei soldi, hanno prestato dei soldi che non rivedono più, li vorrebbero riavere, e possono servire per gestire, speriamo di no, ma ci sono banche anche tuttora in crisi perché il sistema non è pulito completamente, no? Quindi nulla sarà mai completamente pulito. Però anche per la credibilità, ha fatto bene a ricordare quella dichiarazione di Vestager, perché noi la usammo quando lei disse il principio: se c'è una truffa sottostante, nulla è listato. Se mi permette, una polemica con il governo di allora. No, allora, aspetta, il governo di allora, anziché correre a Bruxelles e patrimonializzare con l'affermazione, cercando di cancellare. Ma diciamo che ha assodato che il governo di allora faceva parte integrante del sistema. Questa è la mia opinione da giornalista, me la fa dire, il governo di allora faceva parte integrante da Monti in poi, ma anche prima, non siamo immuni, quindi nessuno, purtroppo non ci abbiamo santi negli ultimi decenni in Italia. Quindi il governo rispondeva a esigenze, a dettati ma neanche europei, della finanza internazionale, e io dico sempre un se questo governo arriverà fino in fondo nel portare avanti questo discorso, dimostrerà che veramente è contro il sistema finanziario, perché non il sistema finanziario, ci deve stare una finanza, contro il sistema finanziario speculativo in cui chi vince è sempre il finanziere, e non la finanza, il finanziere, e chi perde è sempre il risparmiatore. Patrizio Miatello, lei adesso, quando immagino che andrà a fare dei giri, oltre che sua moglie la curi un po', perché noi trascuriamo le mogli per fare... Io per fare giornalista, io per difendere le banche, o per difendere i risparmiatori e così via, no? E voi lo stesso, è il mio lavoro, per carità, però si può fare in un modo... Oltre che uscire con sua moglie, no? Che ho visto una gentilissima signora, sta subito sorridendo dopo Franco Conte. Lei immagino andrà a raccontare agli associati del suo coordinamento, a raccontare questi esiti. Me lo fa un grande regalo, Patrizio? Lo posso chiedere? Racconti bene le cose, no? Come lei ha provato a trovare delle strade insieme a Cavallari, insieme a Franco Conte, insieme alla Puschiasis. Noi, ci dimentichiamo tanti nomi, no? Magari sono tanti nomi di associazioni che fanno parte di questo raggruppamento, magari con qualche diversità, ma che hanno percorso questa strada. Mi fa un grande regalo. Io a Don Torta, che lei conosce meglio di me, no? Avevo chiesto di fare dei passi per unire e non per dividere. Me la fa una promessa di andare a raccontare quello che bisogna fare per andare fino in fondo e recuperare i propri denari, facendo, capisco qualche frase, anche oggi anch'io l'ho fatta, qualche battuta di polemica, dimenticando chi ha sbagliato e come ha sbagliato. Cioè, io la vorrei invitare, siccome la gente va informata, e ancora molta gente non è informata, aspettiamoci reazioni di non informazione. Per un momento le faccio un appello, poi lei faccia la sua conclusione come vuole. Lei è un uomo di popolo, perché essere un imprenditore, no? Mi faccia questo regalo, non mi faccia scrivere di lei quello che scrivo di Don Torta, che un prete che dovrebbe unire ha invece diviso. Lei non è un prete, per carità, quindi potrebbe essere più libero, ma è un uomo che tutela gli interessi di singoli cittadini, come anche i due avvocati qui, no? Fai il regalo è un passo avanti della società, di andare a raccontare, di lavorare per, non contro. Lei non ha lavorato contro. Quindi vado a sottolineare cosa bisogna fare, i punti di vantaggio e le cose positive da fare, e magari evidenziando anche che pressare è importante. Io vorrei che me lo promettesse, poi se non me lo promette la richiamerò io. Comunque. No, io lo prometto volentieri, direttore, perché io concettualmente sono una persona che ha sempre fatto, diciamo, delle iniziative di spessore, non perché voglio vantarmene. Anche se se ne vanta è umano, è umano. Solo in questo caso. Anche io mi vanto della battaglia che faccio. In questo caso, in questa battaglia contro un sistema finanziario che ha fatto, diciamo, delle vittime, ho dovuto per forza di cose mettere la faccia. Però io sono sempre stato dietro, a me piace essere logistico. Anche bello, capisco. No, piace nel senso che piace essere logistico, e quindi coordinare. Allora, non è logico, lui si occupa di logistica, quindi logistica anche finanziaria, organizzazione, qualsiasi tipo. Allora io dico questo, allora noi tutti i risparmiatori hanno ottenuto questo risultato, sanno per ottenere questo risultato. No, ma io direi che però
Allora, portare a casa i soldi, tutti gli interessa portare a casa i soldi, però intanto c'è una continuità in quello che è stata la vicenda, cioè ci sono delle vittime. Io sottolineo ristoro, io non ammetto che sia diversa invece la parola, come non ammettevo fin dall'inizio che si parlava di azionisti, si parlava di soci di una cooperativa che hanno accantonato i risparmi in queste banche cooperative, punto. Lo stesso del fondo di ristoro, io sottolineo, ma non è che vuole essere contro a qualcuno, perché noi questo è un ristoro da sogno. Ecco, se uno con ristoro porta a casa il 100%, non vedo perché devo contrariare il ristoro. Ecco. Detto questo, io faccio l'appello all'Unione, e con Don Torta io sono in buonissimi rapporti, perché l'Unione in questo momento serve più di prima. Attenzione, le associazioni che per una cosa un'altra la pensavano in maniera diversa, non hanno avvicinato i risparmiatori. I risparmiatori, quando vedono, prima il direttore mi ha detto ma non contraddire, difatti ho sbagliato, cosa fare. Sì, ho sbagliato perché io intendevo l'Ivas che ha detto i 145 miliardi, battuta, sì. E quindi era un'altra cosa. L'Isba, non ha importanza. Però il problema è che c'è stato questo accanimento da parte, diciamo, di linee di pensiero che io sinceramente non ho ben capito, però fa parte delle passioni delle persone. Ora, siccome la linea è stata tracciata, i soldi ci sono, cioè non toccano il deficit, delle conflittualità o dire ma andiamo avanti, vediamo di procedere e non dire fate Consob che non serve a niente. Cioè, se adesso qualcuno sbaglia, non va bene. C'è gente che ha bisogno dei soldi e non si muove perché non ha la benzina, non ha i soldi per portare a casa neanche da mangiare. Quindi buttare fuori informazioni adesso, per cortesia, non va bene. No, è delinquenziale. Allora, ci sono 1,5 miliardi. Ammesso, io sono fiducioso, incrementabile, sono fiducioso perché questo è stato un bimbo, un parto, un figlio da parte di chi ci ha messo la faccia, e c'è le associazioni, risparmiatori che hanno messo dei soldi che non avevano neanche dei soldi da mangiare. Questo è il sacrificio. Abbiamo ottenuto questo per tutta Italia. È un principio, è una rivoluzione, e il governo del cambiamento epocale, se farà questo, perché lei ha detto bene, qua c'è il problema è che questi soldi ci sono sempre stati e ci sono, però sono su un conto gestito da banche, che se non vengono utilizzati li utilizzano loro. I miliardi ci sono, cioè qua noi dobbiamo compresa tutta la politica. Per quello noi, quando siamo andati, l'avvocato Conte ha sempre detto abbiamo fatto una cosa eccezionale, non è un bambino l'avvocato Conte, abbiamo sempre unito tutti. Questo il mio non era un appunto, era una allora esaltazione. L'appello che faccio, ci sono 200.000 persone più altre 100.000 persone che possono portare a casa banche venete e le 4 banche il loro ristoro finanziario. Chiamiamo in base alla legge vigente, non facciamo le virgole e la lana caprina ancora su questi discorsi, non cerchiamo di prendere clienti, cioè ci sono 300.000 persone che possono accedere a questo fondo, che è storia, grazie a Bitonci e Villarosa, grazie a Di Maio e Salvini, perché stanno facendo il cambiamento. Ecco, io sono positivo perché la gente, è giusto che bisogna che incassi, ma quando ieri sera io trovo persone che mi dicono ho sentito questa notte, ho dormito per la prima volta dopo 3 anni, voi capite che bisogna anche dare un po' di speranza. Allora, io non ci penso nemmeno che non venga attuato il fondo, guardiamoci bene, perché quando l'anno scorso noi siamo andati a fare la protesta del 4 ottobre, cioè eravamo intenzionati a
se non venivano fatti i fatti con la legge, grazie a tutta la politica, perché tutti hanno votato come tutti hanno votato ora, perché sanno che questo è un problema che può portare l'economia del Veneto e dell'Italia a un'apocalisse irreparabile. Bene, i soldi ci sono, non sono pubblici, abbiamo finito di giocare, abbiamo capito, bene, è stato fatto il salvataggio con l'ACF, solo 108 persone, non serve fare niente adesso, quindi adesso noi come associazione abbiamo lanciato un prefondo, una preadesione, dove c'è inserito tutte le associazioni, però adesso c'è da aspettare l'attuazione del fondo. Quindi noi non faremo sicuramente passare tempo, entro il 31 gennaio saremo vigili, ma andremo su anche ad aiutare e dare assistenza per le nostre competenze, per l'esperienza a chi sta studiando e lavorando per fare immediatamente il decreto attuativo, che è facilitato da un lavoro che è già stato fatto, ma quel lavoro che è stato fatto è sempre stato richiesta l'unione da parte di tutti, sempre invitato tutti, sempre fatto l'unione. Io dico, siccome siamo arrivati al punto che non sono fantasie, sono fantasie, no! Perché? Perché c'è scritto, lo ha dichiarato Di Maio, lo ha dichiarato Bitonci, la Lega, lo hanno dichiarato tutti, quindi non erano sogni, non erano fantasie. Vediamo di fare arrivare questi soldi a tutta la gente, soprattutto quella che non guarda neanche più i giornali, non guarda neanche più la televisione, perché non si fida più di nessuno. Allora, Patrizio, è tutto chiaro, condivido. Questo che sia uno degli ultimi sfoghi, perché lo so, ma anche io ho passione, anche io mi faccio trascinare, no? Allora, anche per chiudere un po' questo incontro, noi intanto il 1° ottobre registreremo un'altra puntata con altre associazioni, perché come lei, come gli altri, non hanno mai fatto passi, ne do atto, in passato siamo stati a volte concordi con i vostri percorsi, a volte eravamo discordi, come giornalisti, perché i giornalisti possono, anzi devono assumere posizione dicendo chiaramente quello che pensano. Proprio abbiamo seguito un percorso che oggi ci trova a poter monetizzare un risultato. Noi vogliamo credere alle promesse, la storia, vista la mia età, non mi fa credere tantissimo alle promesse, mi fa sperare nelle promesse, perché ho spesso creduto nelle promesse, per cui noi il 1° ottobre continueremo questi incontri con altri esponenti del settore. Siccome non abbiamo mai lavorato per dividere, e se parlavamo prima di essere bannati, il mio giornale è stato bannato dalla pagina Facebook del coordinamento di Toncorta, bannati significa non poter intervenire, e questo già da mesi e mesi. Il mio giornale è stato bannato dalla pagina di Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Io ho bannato ultimamente 3-4 persone, perché siccome una l'ho dovuta querelare per non riempire di querele per gli insulti, non gli insulti generici, quelli sono abituato a prendermi anche di peggiori, ma quelli che vanno a toccare l'onestà personale. Allora lì penso che pochi mi possono insegnare qualcosa. Errori ne ho commessi, ma sull'onestà, cioè mettere in tasca soldi di qualcun altro, io lì divento un caterpillar. Lì proprio, quindi siccome ho dovuto querelare una persona dell'associazione Noi che credevamo nella Banca, non l'esposto generale, ma proprio querelarlo, allora per evitare altre querele, che non c'ho manco il tempo, io tutti quelli che vanno oltre li sto bannando, quindi è una risposta un po' per tutti. Però noi siamo stati bannati per prima per non esprimere le nostre opinioni. A noi hanno minacciato per non farci presentare un decreto alla stampa, con presenti le associazioni tutte invitate e tutte ammesse. Chi non ha partecipato perché non è voluto salire, e abbiamo fatto un'esposta al riguardo, e ha fatto male anche la Digos, secondo me, a non intervenire quando hanno occupato il comune di Vicenza. Sto in polemica anche con questo di Vicenza al riguardo, ma comunque questo poi seguirà le sue strade. Ma noi abbiamo invitato a questi incontri anche le associazioni che hanno percorso linee diverse, anche quelle che mi insultano, e nella prima volta, nella seconda, questo è il terzo incontro, l'avvocato Andrea Arman, Don Enrico Torta e Luigi Ugone non solo non hanno ritenuto opportuno venire a parlare, qui nessuno
emerge ogni tanto qualche diversità, nessuno censura, no? Non hanno neanche risposto, quindi spazio ne hanno avuti il 20 agosto e hanno fatto una indegna caciara fascista o comunista, se parliamo dei soviet, no? Perché andrebbero pesate le cose, no? Indegna. Ci hanno bannato la loro siti da mesi, insultano sulla nostra pagina, noi li abbiamo sempre comunque invitati. Non hanno neanche risposto, li abbiamo invitati al primo incontro, non sono venuti. Li abbiamo incontrati al secondo, non sono venuti. Sono già invitati al terzo, neanche hanno risposto. Verrà i soci banche popolari che fanno parte del gruppo di Tontorte, siamo felici di accoglierlo, quindi noi inviteremo sempre tutti. Chi non viene è perché evidentemente o noi siamo così piccoli che nessuno ci legge, ma pare che ci abbiano letto ultimamente, oppure non hanno il coraggio di guardare in faccia le persone contro le quali dicono delle bugie. Noi le documentiamo, quindi noi continueremo questi incontri, poi li renderemo sistematici per parlare di finanza in generale, pubblicheremo l'elenco degli avvocati che hanno tanti clienti per vedere anche se le strutture che hanno per seguire migliaia di clienti sono adeguate o meno. Invitiamo la Guardia di Finanza o di dovere a fare dei controlli se le associazioni che fanno capo a certi avvocati incassano direttamente, se sono gli avvocati, il mio è un se. Incassano gli avvocati come parcelle regolari, questo andrebbe visto perché sennò qui c'è una speculazione in atto che potrebbe essere eccessiva. Il fondo, la legge 205, quella che vi ha trovato spingere, l'avete in qualche modo ottenuta voi, bisogna dirlo. L'altro giorno in una comunicazione Franco Conte, che è di Codacons, comunque rimane Codacons, ha ringraziato in una sua comunicazione sia lei che il professor Bettiola. Lei non è Codacons e il professor Bettiola non è Codacons, dicendo grazie a loro perché hanno seminato. E grazie al direttore che ha reso pubblico il testo. Ma sì, ma questo diciamo, però vuol dire, ma sì, questo lo ringrazio, ma è il mio lavoro, però quello è il mio lavoro, capisce? È stato un gran lavoro. È il mio lavoro. Io poi ognuno famoso, io lo faccio raccontando di tutti e tutto, quindi questo non c'è problema. Ho pubblicato anche lettere contro di noi, quindi non c'è mica problema se rimangono durissime ma civili e rispettose. La legge 205, io le tolgo la scusa di far polemica nei prossimi incontri, la legge 205 contro cui queste associazioni, quelle diciamo di Don Torta, che poi una volta erano divise, poi unite, una volta a me rimproverano di aver cambiato idea, io non ho cambiato idea, la mia idea è stata sempre quella di far recuperare i soldi ai risparmiatori, di denunciarli i misfatti. E ci sto arrivando, ma se parliamo di cambiare idea, io mi ricordo le frasi violente pronunciate da Ugone e insultanti da Ugone contro Bertelle, poi partecipano insieme agli incontri in comune Bertelle. Allora, la coerenza, intanto la coerenza è coerenza dei principi, io rivendico la mia coerenza. Poi l'evoluzione delle azioni delle persone che attuano dei principi può portarti a delle decisioni diverse, quindi la coerenza non è siccome io nasco fascista muoio fascista e siccome nasco comunista muoio comunista. Si può nascere fascisti e diventare comunisti o diventare liberali e viceversa, però non c'è limite al peggio. I principi. Io auguro per il bene dello Stato, io mi auguro che la Lega duri almeno 90 anni, il tempo che gli è stato concesso, anomalo, per pagare una pena di 49 milioni senza interesse, io purtroppo, Rizio, io sono scomodo, io quello che penso lo dico, io mi auguro che la Lega, quindi è un successo, che la Lega duri 90 anni almeno e un giorno, non potrò vederlo io, per terminare di pagare un debito che gli è stato concesso di pagare in maniera abominevole per quanto riguarda il comune cittadino, perché pagherà in 90 anni una pena comminata a quel partito che è commessa dal suo fondatore che sta ancora al Senato, candidato da questa Lega, non da altre leghe, che l'altro giorno ha avuto anche la condanna definitiva per insulti al capo dello Stato. Non ho mai amato Napolitano, vado a cercare quanti articoli ho scritto contro Giorgio Napolitano, però tanto perché dici così almeno se sbaglio con tutti, non dico che se faccio bene con tutti, se sbaglio con tutti, quindi come penso. Tornando a noi, questa legge 205 a cui erano contrari queste associazioni è quella sulla quale si basa il ristoro, perché è giusto chiamarlo ristoro perché è un fatto tecnico, perché non possono essere ammessi rimborsi da Vestager e soci, ma ristori sì, e questo sì è importante, non dettaglio. Poi giornalisticamente si può chiamare come ci pare, però è ristoro, l'importante è che siano soldi che tornano era per tutti
i privati, non per le società, poi lì ci possono essere provvedimenti diversi laddove fossero necessari, ma hanno le associazioni che li difendono specifiche di categoria, sono per i privati che sono la gran parte, senza limiti di anno di acquisizione o di eredità delle azioni, senza limiti di importi per quello di cui dovranno essere rimborsati, senza preclusioni a chi ha già incassato l'offerta pubblica di transazione, che verrà soltanto defalcato l'importo relativo, e tante altre cose che, qui glielo dico in modo che lei eviti di fare polemica, queste associazioni erano contrarie a questa legge perché a detta loro avrebbe impedito tutte queste cose. Allora, non l'hanno voluto mai leggere la legge, sono 4 commi, è facilissima da leggere, la capisco pure io, già è più complicato il decreto attuativo perché è più lungo. Allora, questa è malafede. Allora, siccome questa potrebbe essere malafede, voglio dire che è stata ignoranza. Allora, perciò dico, informiamoci. Questa legge, che oggi alcuni applaudono dicendo è nostra, prevede tutte quelle cose che prima dicevano che non c'erano. Quindi, allora, qui si valuta la coerenza mentale, di testa delle persone. Detto questo, massima apertura, Vicenza Più sarà sempre aperta a qualunque tipo di dibattito, cercheremo di istituire una certa dopo questa, arriviamo a conclusione. Mandate le mail, fatevi vivi, andate alle manifestazioni pacifiche, andate nei gazebo, partecipate per fare in modo che queste promesse vengano mantenute. Questo è fondamentale. Qui d'accordissimo con Conte e con Cavallari, ma penso anche con lei. Andate fino a che non partono i primi versamenti, ma anche dopo, fino a che non viene fatto l'ultimo, bisogna pressare, perché così anche nello sport uno può spinge, ma se non fa gol, oppure il gol lo becca all'ultimo minuto, arrivederci. Quindi questo è fondamentale. Massima libertà di confronto, ma su fatti concreti e su documenti. Questa legge consente tutto quello che altri dicevano che non consentiva. Sono contento che oggi questi signori applaudono questa legge, l'abbiano fatta propria, perché non mi interessa. Mi interessa che alcuni soci ci dicano grazie quando ci incontrano. E questo qui è la cosa che a noi ci gratifica di più. E questo penso anche per voi, che è la vostra attività. Io vi ringrazio, scuso per la lungaggine, ma anche della mia premessa iniziale, ma spero che sia stata utile a far capire l'ambito in cui ci muoviamo, ai dati su cui ci siamo mossi noi e voi. Io farei un applauso. Ma non serve applauso. Se io farò qualcosa di diverso, di maggiore, io farei un fischio a chi non ha fatto questo lavoro qua, piuttosto che l'applauso a noi, perché il nostro lavoro è normale. Come ha detto, non mi ricordo chi di voi ha detto, applicare questa legge non è una concessione, è un dovere. Fare giornalismo in questo modo non è un merito, dovrebbe essere la nostra professione. Lo so, ma non è così. E quindi ma lavoriamo perché lo sia. La politica, i giornalisti che si elevano, la politica che si eleva, per me è positività, è segno di cambiamento. Ci vediamo qui fra 90 anni e un giorno, così vediamo se i debiti sono stati pagati. No, ma non dico questo. Grazie a tutti e ci risentiamo. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.